Buonasera. Viglia nel post partita ha parlato di una Lazio che non ha giocato da Lazio, però lei vede più questo aspetto o il fatto che la Lazio ha avuto una prova di maturità importante dopo i passi che c'erano stati con Cesena e comunque con squadre che giocano così? Io credo che ci sia molto dentro le parole di Lucas, che tra l'altro è un nostro punto di riferimento. Se non ci si accontenta, si pretende sempre il massimo, è giusto che sia così, e quindi si vedono anche nelle prestazioni positive, si vedono anche degli errori che si possono evitare, che senz'altro si può operare meglio. È bene essere così critici, credo, perché questa è la base per cercare di migliorare, è la base per cercare di continuare a crescere, non ci dobbiamo accontentare. Io credo che però, al di là delle parole di Lucas, che io interpreto in modo molto positivo, credo che a me interessava che la squadra giocasse con grande umiltà, con grande determinazione, con grande carattere. Era una partita difficilissima. Io temevo tantissimo, perché per noi la sosta è stata una sosta che abbiamo gestito bene, nel senso che abbiamo monitorato i nazionali, che è rimasto Formello, ha lavorato bene senz'altro, però è una sosta che poteva interrompere il ritmo, non abbiamo ritrovato i nazionali, Lucas in impegna sicuramente giovedì. E siamo caduti in passato contro avversari del genere che sulla carta potevano sembrare inferiori in partite negative, in risultati negativi. Oggi invece abbiamo avuto una vittoria importante, un segnale secondo me di una grande crescita da parte della squadra dal punto di vista mentale. Volevo chiederle un giudizio sulla prova di Keita, è stato decisivo col suo ingresso in campo, procurando i suoi rigori, un ottimo lavoro. Ha fatto benissimo, è entrato benissimo, l'ha interpretata bene, credo che sia un giocatore che stia facendo bene, credo che debba ancora crescere tanto. La radicalizzazione e l'ha dimostrato anche oggi. Ecco, noi dobbiamo imparare a essere un po' più concreti, un po' più cinici, perché abbiamo avuto l'occasione per gestire meglio la gara, e negli ultimi 20 minuti non ci doveva essere partita, invece abbiamo sofferto fino alla fine, però credo che soffrire possa fare anche bene. Mister, buonasera. Guardando il bicchiere mezzo pieno ce n'è tanto, cioè il bicchiere è tutto pieno. Oltre al successo dei punti e la Lazio che punta in alto, c'è anche il carattere di questa squadra, e forse questo è l'aspetto migliore che si sente di evidenziare di questa squadra. C'è una squadra che anche nelle difficoltà alla fine riesce a portare a termine sempre il compito. Della partita si compattano, lottano, si sacrificano, si aiutano e superano momenti difficili. Noi credo che stiamo arrivando sicuramente a un buon livello, questo sicuramente grazie anche ai risultati positivi che ti danno convinzione, ti danno fiducia, però la squadra adesso dal punto di vista mentale è sicuramente più solida e sa che non si possono dominare tutte le gare per 95 minuti, sa che si può soffrire, sa che gli avversari possono creare qualcosa, ci possono tirare in porta, ma è anche molto consapevole delle proprie qualità e sa che tenendo duro nei momenti difficili ha i valori per poi cercare di vincere la gara. L'ultima, per quanto riguarda la Lazio, è ben ancora dal treno della Champions League, è un solo punto della Roma. Voi in questo caso, avendo scavato anche un piccolo solco rispetto al Napoli, ad esempio, in attesa della Fiorentina, guardate di più in avanti rispetto a quelle che vi inseguono? Noi guardiamo la prossima gara, che sarà la Coppa Italia, e poi la prossima gara del campionato, che sarà l'Etna, perché noi da questa stagione vogliamo il massimo, vogliamo affrontare ogni partita per cercare di vincere. Questa è la nostra mentalità, questo è il nostro spirito che ci ha portato sino ad ora, dobbiamo mantenere questo, e poi alla fine, per il 31 maggio, tireremo le somme, anche perché sappiamo che ci aspetta anche un finale di campionato impegnativo.